autorità civili e militari, colleghi sindaci, cari superstiti, cari sopravvissuti, ospiti presenti, benvenuti a Longarone nel giorno della memoria. Prima di iniziare il mio intervento vi leggo il messaggio che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano mi ha affidato di leggere. La memoria del disastro che il 9 ottobre 1963 sconvolse l'area del Vajont suscita sempre una profonda emozione per l'immane tragedia che segnò le popolazioni con inconsolabili lutti e dure sofferenze. Il ricordo delle quasi 2000 vittime e della devastazione di un territorio stravolto nel suo assetto naturale e sociale induce, a 50 anni di distanza, a ribadire che quell'evento non fu una tragica, inevitabile fatalità, ma drammatica conseguenza di precise colpe umane che vanno denunciate e di cui non possono sottacersi le responsabilità. È con questo spirito che il Parlamento italiano ha scelto la data del 9 ottobre quale giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, riaffermando così che è dovere fondamentale delle istituzioni pubbliche operare con l'attivo coinvolgimento della comunità scientifica e degli operatori privati per la tutela, la cura e la valorizzazione del territorio, cui va affiancata una costante e puntuale azione di vigilanza e di controllo. Nella ricorrenza del 50° anniversario del disastro, desidero rendere omaggio alla memoria di quanti hanno perso la vita, alla tenacia di coloro che ne hanno mantenuto fermo il ricordo e che si sono impegnati nella ricostruzione delle comunità così terribilmente ferite, e rinnovare, a nome dell'intera nazione, sentimenti di partecipe vicinanza a chi ancora soffre. Desidero inoltre esprimere profonda riconoscenza a quanti, in condizioni di grave rischio personale, si sono prodigati con abnegazione nell'assicurare tempestivi soccorsi ed assistenza, valido esempio per coloro che nelle circostanze più dolorose rappresentano tuttora un'insostituibile risorsa di solidarietà per il Paese. Roma, 9 ottobre 2013, Giorgio Napolitano. Delle comunità del Vajont ringrazio il Presidente per le parole di alto profilo morale che ci sono state espresse in questo suo messaggio. Siamo nel terzo millennio e ancora l'uomo non sa rapportarsi con umanità al proprio simile, verso la natura, verso il creato. La tragedia di Lampedusa, alla quale ci sentiamo intimamente vicini, ci evidenzia che la lezione del Vajont ha insegnato poco o nulla. È troppo prossimo a noi il dramma dei migranti per sopravvivenza che ci riporta alla storia dei nostri verso le Americhe, dei quali abbiamo qua stamane una delegazione di Urussanga, comunità veneta nello stato di Santa Caterina in Brasile, a noi gemellata, dove i loro avi sono giunti come nel canto dedicato agli emigranti italiani dal celebre cantautore brasiliano Caetano Veloso, quando si cantava: all'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. E oggi la storia ancora si ripete. Troppo forte il dramma che si è consumato a Lampedusa per non dedicare agli oltre 300 migranti periti almeno un minuto di silenzio, un minuto cui vogliamo associare le nostre vittime del Vajont. Celebriamo anche insieme a quanti si sentono a noi vicini, impossibilitati ad esserci,
Un attimo di storia di irripetibile intensità. Sono centinaia le corrispondenze che abbiamo ricevuto e che si rammaricano di non poter essere oggi qua con noi. Saluto anche con piacere, permettetemi, gli organi di comunicazione, i giornalisti e gli operatori che in queste ultime settimane hanno affrontato l'argomento Vajont in ogni sua sfumatura, permettendo alle generazioni che per loro fortuna non lo hanno vissuto di conoscere questa tremenda tragedia che ha stroncato la vita di 1910 persone ignare del destino crudele che le attendeva, devastando questi territori e lasciando i superstiti e i sopravvissuti di fronte a un'opera di ricostruzione che pareva impossibile. Ancora oggi, quando guardo le immagini del giorno dopo, mi chiedo come questa nostra gente, così semplice ma ricca di valori, sia riuscita a ridarci un paese dove fare famiglia, dove fare comunità. A loro va la nostra immensa e infinita gratitudine e il mio più profondo pensiero. Ma la solidarietà fu immensa e incommensurabile. Cittadini di ogni dove, dall'Italia e dall'estero, i nostri emigranti con uno slancio di straordinaria generosità ci permisero di riprendere il cammino e di dare casa, lavoro e comunità alle popolazioni tanto duramente colpite e stremate. Da questo slancio solidaristico ne conseguirono anche vincoli di amicizia con altre comunità, i cui legami nel tempo si sono consolidati. Penso agli amici di Carano San Marco, Tempio Pausania, L'Aquila, Cutina, Casamicciola Terni, Tavernelle Val di Pesa, Bagni di Lucca. E soprattutto con la comunità di Pesaro, che condivide con noi un tragico comune destino e oggi tutti presenti a questa commemorazione con proprie delegazioni insieme a tante altre da tutto il nostro Paese. Alle migliaia di soccorritori che accorsero in quelle terribili giornate, con tutto il nostro cuore, noi non ci stancheremo mai di dire grazie. Consentitemi. Il nostro Stato ad ogni livello seppero esprimere determinazione e vicinanza mirabili, favorendo la nostra opera di ricostruzione, dimostrando quell'attenzione, quella sensibilità, quel dovere che prima del 9 ottobre 1963 risultarono assenti, sino a diventare complici della strage in atto. Uno Stato che quest'anno, per la prima volta, ha formalizzato le proprie scuse ai familiari delle vittime e a queste popolazioni. Penso veramente che questo sia arrivato il momento perché la nazione si ricompatti moralmente anche con i cittadini di Longarone, Erto e Casso e Castellavazzo, che allora furono colpiti a morte e le ferite dei superstiti mai rimarginate. E vi leggo una frase che il nostro prefetto, il dottor Giacomo Barbato, in un intervento recente ha fatto. Soltanto quando l'intera comunità nazionale avrà acquisito la piena consapevolezza, cioè la piena coscienza di cosa è effettivamente accaduto e soprattutto del come è accaduto e del perché all'epoca non si sia stato fatto ciò che era necessario per evitare un simile disastro, questa comunità potrà elaborare quel lutto che non è stato ancora completamente elaborato. Ecco, la ragione per cui questi nostri feriti dentro e le istituzioni locali hanno chiesto, quasi invocato, questo gesto. Sono state molto apprezzate le parole del ministro Orlando, del capo del Dipartimento Franco Gabrielli, che hanno condiviso e ritenuto dovuta questa sensibilità. Dopo 50 anni siamo felici che questo atto di ammissione e umiltà sia stato espresso nei confronti delle popolazioni del Vajont, che non hanno avuto uno Stato al loro fianco quando stavano per essere sacrificate alle logiche del profitto e della commistione tra potere e interesse privato con conseguenze drammatiche. Pur enorme l'impegno materiale a rimediare nel dopo, è mancato il gesto umano del pentimento. E allora noi siamo qui, Presidente Grasso, a ringraziarla per la sua presenza in questa giornata,
in questa giornata in cui lei porgerà la mano alla nostra comunità e a queste popolazioni segnate da ferite inguaribili che lasciano in eredità i loro figli di generazione in generazione. Una storia drammatica e incancellabile che, perché possa rappresentare vero monito per le nuove generazioni, dovremmo trovare sui libri di storia per le scuole, quella storia del Monte Toc che si è ribellato. L'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2008 ha collocato al primo posto tra i 5 peggiori esempi di gestione del territorio e dell'ambiente con la seguente motivazione: il Vajont è un classico esempio del fallimento di ingegneri e geologi nel comprendere il problema che tentavano di risolvere. Quella catastrofe che il Senato della Repubblica Italiana il 1 giugno 2011, approvando un appropriato disegno di legge di alcuni parlamentari sensibili alla nostra tragedia, ha inteso caratterizzare nel definire il 9 ottobre la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali provocati dall'incuria dell'uomo. Solennità civile, anche se quella parola incuria prima o dopo dovrebbe essere tolta, perché non di incuria si trattò nel caso del Vajont, ma di colpa o forse di dolo. Oggi siamo qui per ricordare una tragica e indimenticabile sciagura calata su queste popolazioni da mani consapevoli, la cui eco ha raggiunto ogni parte del mondo, e ad interrogarci su alcuni risvolti che ancora a distanza di 50 anni restano inspiegabili. In questo momento sento personalmente il dovere di rappresentare la nostra cittadinanza per quello che ha vissuto e non altro, senza produrmi in argomenti che non siano che quelli connessi al significato più universale offerto dal Vajont. Ogni giorno a Longarone, Erto-e-Casso, Castellavazzo e in quei comuni raggiunti dalla nostra diaspora, quali Vajont prima di tutti, che è nato per divisione da Erto-e-Casso per raccogliere le speranze di quanti non se la sono sentita di rimanere in una valle di dolore inguaribile. Ogni giorno ci chiediamo perché nessuno, pur sapendo, non ha fatto nulla, ma proprio nulla per salvare 1910 persone innocenti. Un processo, lo dobbiamo sottolineare, svolto a quasi 650 km dal luogo del disastro, non è risultato utile a fare chiarezza sulle molte zone d'ombra ancora presenti nella tragedia del Vajont. È doveroso parlare della brama del profitto ad ogni costo, che ha spinto industriali e progettisti a costruire una diga sul fiume Vajont, incuranti delle perizie geologiche che indicavano un'imminente frana del monte sulla spalla sinistra dello sbarramento. Presidente, la sera del 9 ottobre 1963 sono state distrutte interi paesi, intere comunità. Altissimo fu il prezzo che la popolazione locale pagò al progresso dell'intera nazione. 1910 vittime che costituiscono un monito per l'Italia e l'intera umanità. Il 10 ottobre 1963 tutta la valle del Piave era un grande cimitero. Dal fango e dalle macerie vennero dissepolti centinaia e centinaia di cadaveri, poveri morti, illividiti e scomposti. Per qualche giorno le bare rimasero allineate sul prato di Fortogna, frazione di Longarone, dove era stato deciso di costruire il cimitero delle vittime, che avrebbe raccolto tutte le persone ferite nella strage. Le scene erano strazianti, molto spesso non si riusciva a identificare le povere creature. Ecco, a 50 anni di distanza le nostre comunità si chiedono se mai la profonda ferita recata può rappresentare un messaggio positivo a favore delle nuove generazioni. È certamente possibile e noi abbiamo il dovere di farlo in modo che le giovani generazioni possano raccogliere la potenza di questo messaggio. Il 50° anniversario dovrà essere l'anno del ricordo e il nostro intento è quello di trasformarlo in memoria collettiva, da esportare fuori dal nostro ambito territoriale. Una forza potente, capace di sostenere perennemente il monito che il Vajont racchiude in sé. In questo ci siamo prodigati durante questo impegnativo 2013 per divulgare questa nostra storia attraverso una pluralità di iniziative di diverso genere ed estenderne la conoscenza quanto più ampiamente per farlo conoscere e parlarne. Io
Mi scrivo fra quanti, e sono veramente tanti, che vorrebbero partire dalla tragedia del Vajont per costruire una società più attenta al prossimo, meno egoista e più sensibile alle diversità, più attenta al valore del territorio che ci accoglie. Troppo spesso ci siamo persi per assenza di comunicazione o per orgoglio. Trovo doveroso mettere da parte acrimonie e ritengo opportuno porsi sotto l'egida della vicenda vissuta con l'ambizione di poter costruire un paese migliore. Dal Vajont e dalla ricerca giudiziaria svolta con scrupoloso lavoro dal dottor Mario Fabbri, che riuscì a far luce su uno dei capitoli più oscuri ed intricati della storia italiana, ai contenuti della sentenza, che oltre all'aspetto giuridico in sé conteneva pregevoli elementi di carattere scientifico e culturale, inserendo per la prima volta termini come protezione civile, attenzione ambientale e territorio da tutelare, evidenziando una mirabile conoscenza del territorio bellunese, montano e dolomitico. Da qui possiamo partire e realizzare l'Italia moderna, una nazione intrisa di umanità, coesa e responsabile. Tutto questo patrimonio, con il contributo di uno storico preparato e appassionato quale il professor Maurizio Repesciak, la collaborazione degli archivi di Stato e del Ministero della Giustizia verrà presto posto a disposizione sotto l'egida dell'archivio diffuso del Vajont che la Fondazione Vajont sta realizzando. Chiudo questo mio intervento con l'auspicio che i prossimi anni siano caratterizzati non più da sole buone intenzioni, ma da atti concreti e privi di steccati ideologici che ci proibiscano di traguardare gli obiettivi più nobili, come anche dei bambini possono insegnarci, quali quelli che al termine di questi interventi saliranno di nuovo su questo palco per offrirci la melodia di una canzone dal titolo Tutto è in equilibrio, che ci hanno regalato in questo anniversario. Un messaggio semplice, quanto profondo, che può insegnarci quanto la vita vada rispettata e amata e quanto l'azione dell'uomo debba riuscire a superare gli egoismi e gli interessi personali. Grazie. Grazie a tutti, il mio intervento ovviamente anche a nome dei sindaci di Castellavazzo, Erto e Casso e Vajont. E io adesso chiamo qui sul palco per chi ha voluto fortemente dire due parole in ricordo di questa importante ricorrenza, il nostro vescovo, il vescovo Giuseppe Andric. Partecipanti di questo storico raduno, alle egregie autorità, a tutti l'augurio di una giornata intensa, non solo oggi, ma ad ogni 9 ottobre dei successivi anni. Parlo anche a nome, oltre che della comunità diocesi di Belluno Feltre, anche della diocesi di Concordia Pordenone e del suo vescovo che oggi verrà a concelebrare con me, delle diocesi del Veneto, soprattutto quelle toccate dal Piave, coinvolte nella catastrofe. Ma a nome del vescovo di Roma, al quale recentemente ho parlato, ho richiamato l'invito che era stato fatto, mi ha incaricato di portare i suoi sentimenti, che tutti noi possiamo facilmente indovinare dopo averlo conosciuto. 1910 vittime, solo 701 identificate. Le ferite nei superstiti, nei sopravvissuti, le ferite al creato di questa nostra provincia. Le comunità cristiane di queste terre, per mezzo mio, ringraziano tutti i presenti, le più alte autorità e chi è qui per personale partecipazione a un anniversario che mobilita prima di tutto il nostro sentire più intimo. Sono consapevole che tante persone, soprattutto rappresentanti di quanti 50 anni fa hanno prestato il soccorso, vanno onorati con la riconoscenza, così viene espressa dal sindaco, che si intreccia con quella memoria viva della catastrofe che va trasmessa alle nuove generazioni. Sul vicino cimitero delle vittime campeggia la scritta:
Prima il fragore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria. Che la memoria porti a tutti noi la volontà di custodire con responsabilità tutte le vite umane, di custodire il creato e gli equilibri della natura, così emblematicamente offeso come è stato ricordato. Un monito che gli abitanti della nostra terra dolomitica assume in sofferenza nel suo dignitoso stile di vita. Mi è caro nominare davanti alle massime autorità, a tantissimi sindaci, alle autorità dello Stato, della Regione, della nostra terra, il pastore di questa chiesa diocesana di Belluno Feltre, Monsignor Gioacchino Muccini, che ha voluto essere sepolto nel cimitero delle vittime del Vajont. Nella tragedia della catastrofe e in molti altri gravi momenti della storia del secolo scorso, in provincia e all'estero nei drammi dei nostri emigranti, ha offerto con sacerdoti e comunità cristiane una vicinanza commovente ed è diventato punto di riferimento per gli interventi necessari. Era certo il nostro dovere della Chiesa fare questo. Vogliamo vivere le parole evangeliche di Gesù: siamo servi che non cercano la propria utilità. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ma porto un auspicio come cittadino di queste terre, che il male più tragico, portatore di ferite gravissime, irrobustisca la speranza e l'attesa che con dignità vogliamo noi stessi assumere per la nostra provincia, per le generazioni future. Quanto altri devono fare, lo facciano senza aspettare fatti tragici che dolorosamente rendono famosa la nostra terra. Ma soprattutto noi possiamo camminare con dignità e fiducia verso il domani nella condivisione e nel consenso che vogliamo costruire. Senza condivisione dei nostri problemi, delle grandi risorse della montagna, non possiamo costruire il futuro. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno a tutti, un benvenuto al Presidente Grasso, che saluto con piacere, e un particolare saluto affettuoso ai superstiti presenti e alle famiglie delle vittime del Vajont. Vi devo dire che io sono nato qualche anno dopo il Vajont del 68 e ho sempre sentito i racconti di mio papà. Papà mi raccontava della tragedia perché aveva 21 anni quando ci fu la tragedia del 63. Ma solo in questi giorni, solo in occasione di queste celebrazioni, penso che sia accaduto per molti di noi amministratori, ho avuto certezza e contezza di quello che è accaduto. Qualcuno l'ha definita dopo questa catastrofe come una fatalità, una vergognosa dichiarazione per non riconoscere le responsabilità, quelle responsabilità politiche, le responsabilità che ricadono sugli interessi economici e politici di chi ha scelto di fare quella diga. Basterebbe parlare con i vecchi anche del posto che oggi si incontrano e loro stessi ti dicono che quel monte comunque si muoveva. Varrebbe la pena di ricordare le parole di Tina Merlin. Tina Merlin è stata un'ambientalista ante litteram che diceva che quella non era una valle da riempire d'acqua come un catino. Si è scelto di fare questa diga, si è scelto di fare quest'opera contro le popolazioni e il risultato c'è, è il risultato di una catastrofe che è sotto gli occhi di tutti. Lo ricordava prima il sindaco: 1910 morti, 487 di questi morti meno di 15 anni, un terzo di questi morti mai ritrovati e un altro terzo mai riconosciuti. I ragazzi di allora, quelli che si sono salvati, mi raccontano che questa tragedia annunciata alla popolazione però non fu mai annunciata fino in fondo. È bene ricordare, lo ricordiamo alla presenza del Presidente Grasso, che ringrazio per le sue dichiarazioni.
l'unica persona, oltre al Capo dello Stato, nel suo discorso letto oggi, nel suo messaggio letto oggi, che con molta sensibilità ha deciso di essere qui oggi, ma ha anche deciso di presentare quelle scuse che poi non competono a nostra responsabilità, ma quelle scuse che lo Stato mai ha fatto alla nostra comunità. Sono gravi le responsabilità dello Stato e lo Stato non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare per la nostra comunità. I ragazzi di allora, Presidente Grasso, raccontano che quella sera una camionetta dei carabinieri deviava il traffico a fondovalle, ma nessuno sapeva perché. Quella sera molti dei giovani della valle, i televisori non erano in tutte le famiglie, siamo al 9 ottobre 1963, risalivano sul Longarone nei bar per vedere la partita. C'era una famosa partita del Real Madrid contro il Glasgow. Chi vinceva si sarebbe confrontato nella Coppa dei Campioni con l'Inter. E sono quei giovani che hanno visto la partita e hanno perso la vita. Queste sono le responsabilità. Sono le responsabilità di una comunità che ha subito ovviamente questa tragedia, ma di uno Stato, di ingegneri, di tutti coloro che hanno deciso di fare sulla testa della gente quest'opera. Gli insegnamenti per il futuro. Tina Merlin diceva che non è sufficiente piangere, diceva che da questa tragedia dovremmo trarre molti insegnamenti. Io penso che a noi serva oggi ricordare che quasi il 14% dei cittadini in Italia vive in zone a rischio. È bene oggi ricordare che i danni da catastrofi in Italia ammontano a circa 1 miliardo di euro all'anno. È bene ricordare che ancora oggi in Italia i danni da terremoti ammontano a 2 miliardi di mezzo all'anno. È bene ancora oggi ricordare che la vera sfida è quella della tutela dell'ambiente, che è quella del confronto con le comunità. Lo dicevamo in presenza del Ministro Orlando, oggi la sfida non è quella ancora di progettare e pensare che l'asfalto sia una priorità nazionale. Un vero e proprio piano Marshall, un vero e proprio piano strategico nazionale per mettere in sicurezza non solo i nostri territori, ma le nostre comunità. Noi, Presidente Grasso, abbiamo conosciuto questa tragedia che è immane, è unica. Non a caso il 9 ottobre si celebra questo importante anniversario per noi e la giornata nazionale, ma anche abbiamo vissuto di recente un'alluvione che ci ha fatto capire quali siano i veri valori. Abbiamo avuto 227 comuni alluvionati e una grande chiamata di popolo. Qui oggi vanno ringraziati anche i tanti volontari. La protezione civile nasce con il Vajont. C'è stata una vera e propria rincorsa negli aiuti. Lo ricordava il sindaco prima, una terra peraltro dell'emigrazione, una terra che conosceva già la povertà, sicuramente una terra non facile che si è vista ancora ferita ulteriormente. Quindi un ringraziamento mio va a tutti quei volontari che allora intervennero, ce ne sono anche qui oggi tra il pubblico, e a tutto quel volontariato del Veneto che quotidianamente risponde agli appelli. Una persona ogni 7, Presidente, in Veneto fa volontariato, cioè dedica il suo tempo alla comunità. Questo è il grande valore della nostra comunità. Concludo ringraziando tutti quelli, e mi permetto di farlo, signor Sindaco, che ci sono stati vicini in queste giornate. Per noi oggi non è la giornata di chiusura, è solo un passaggio. Per noi il Vajont resta lì, resta quella diga, restano quei detriti. Pensate che si legge che quella massa di montagna che è crollata nella diga vale circa un fronte di 2 km, una profondità di 500 metri e un'altezza di 400 metri. Se volessimo asportare tutto questo materiale ci vorrebbero 100 camion e lavorerebbero per 7 secoli per spostare tutto questo materiale. Questo è quello che i tecnici non hanno capito. Questo è quello che tutti gli esperti non hanno capito, o forse non volevano vedere. Signor Presidente, quella montagna che è caduta si chiama Monte Toc. In Veneto Toc ha già un suo significato, significa pezzo. Avere un Toc significa avere un pezzo. E i vecchi sapevano che veniva giù. L'impegno è quello di chiedere a tutti di continuare su questa strada, che è quella del ricordo da un lato, ma di una battaglia unica
dobbiamo chiedere a livello nazionale. Chiedere che si provveda da subito a sostenere tutte quelle iniziative che tutelano la sicurezza dei nostri cittadini, a introdurre un nuovo elemento di contrattazione con le comunità. Sempre Tina Merlin diceva che si è deciso sulla testa delle persone sapendo che la gente lì sapeva molto più di chi decideva. E quindi la volontà magari di introdurre anche a livello nazionale quello che è la contrattazione, come accade ad esempio in Francia, che è la contrattazione con le comunità, prima di fare le grandi opere. Non aggiungo altro. Sindaco, io ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. Lui è stato veramente il motore di queste celebrazioni, che per noi sono state un momento anche di dolore, incontrare le famiglie delle vittime, i superstiti, tutti quelli che comunque hanno vissuto, perché questa tragedia ha una particolarità, che ancora oggi quando tu giri per le strade di Longarone o per le strade dei comuni che sono stati interessati, trovi chi ha visto la tragedia. Grazie. Cari cittadini, signor Sindaco, al Governatore, autorità civili, militari, regioni, è con una commozione intima e profonda che mi trovo qui oggi, insieme a voi tutti, in questo luogo così denso di ricordi, di dolore, proprio per ricordare le persone che hanno perso la loro vita il 9 ottobre 1963 e per rendere omaggio e senso di vicinanza e solidarietà ai superstiti che sono presenti e ai familiari di quelle vittime. Un abbraccio caloroso proprio a loro. Spero che percepiscano questo mio senso di affetto e di vicinanza. Sono passati 50 anni da quella tragica sera. Io ero un giovane diciottenne e anch'io ero dinanzi al televisore quando poi arrivò la notizia, arrivarono le prime immagini e fui tremendamente colpito. Allora e oggi devo dire che forse gli eventi, la vita fa passare di mente certe tragedie come queste e vi sono grato perché oggi mi avete fatto ricordare quei momenti di emozione, di commozione, ecco, di partecipazione. In pochi minuti si vedeva che si era consumato uno dei più grandi disastri della storia del nostro Paese. E dopo tanto tempo, ancora oggi mi ritrovo attonito, muto, nel ripercorrere quegli istanti drammatici, quei 4 drammatici minuti che hanno cambiato questa terra. Il bilancio di quella notte è stato già detto più volte, è pesantissimo, circa 2000 morti, vostri parenti, vostri amici, cittadini innocenti che si trovavano nelle proprie case nel calore degli affetti più intimi. Una valle che in pochi istanti è stata stravolta, cambiata, un mondo che scompare in una notte. In un primo momento, come già è stato detto, si è parlato di tragica fatalità, di calamità naturale. Ma tutto quello che è successo qui, in questi luoghi, la sera del 9 ottobre di 50 anni fa, era indubbiamente prevedibile. La montagna aveva mandato segnali, i vecchi lo sapevano. Gli esperti avevano fatto le loro indagini, avevano dato avvisi, erano state allertate anche le forze dell'ordine, avevano lanciato allarmi circa il rischio di un evento fatale. Eppure l'avidità, l'incuria, l'irresponsabilità, la sordità alle proteste di chi da anni denunciava proprio questi pericoli, primi tra tutti una donna tenace e coraggiosa che è stata già citata come la giornalista Tina Merlin,
che per le sue inchieste sulla diga veniva addirittura denunciata per diffusione notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Questo disastro si sarebbe evitato se una maggiore considerazione dell'importanza della vita umana avesse prevalso su interessi economici, strategici. Non si possono oggi sottacere le pesanti responsabilità umane che hanno determinato la catastrofe. Né da uomo dello Stato posso ignorare le manchevolezze delle istituzioni dell'epoca che non hanno permesso di intervenire, di prevenire come era doveroso. Sono le parole di Tina Merlin a gridarcelo, quelle parole che ho letto ieri anche in Senato e che meritano di essere ripetute. È stato un genocidio, lo gridano i pochi sopravvissuti resi folli dal terrore. Genocidio quindi da gridare ad alta voce a tutti, affinché il grido scuota le coscienze del popolo, la cui pelle non conta mai niente di fronte ai dividendi dei padroni del vapore. Spazzi via al fine con un'ondata di collera e di sdegno chi gioca impunemente a sangue freddo con la vita di migliaia di creature umane allo scopo di accrescere i propri profitti, il proprio potere. Io, dice Tina Merlin, assumo la responsabilità di quanto dico. I colpevoli si assumano la responsabilità di quanto hanno fatto e la giustizia giudichi. Ci sono voluti 2 decenni per i processi, le condanne, i risarcimenti, ma io mi sento di affermare che la giustizia quella vera, completa, in questa valle ancora non ha trovato piena cittadinanza. Molti sono i punti ancora da chiarire, molte le responsabilità ancora non emerse, tante le domande che ancora oggi cercano risposte. E finché non arriveremo a una verità, finché non si sarà fatta piena luce su ogni aspetto di questa tragedia, non potremo trovare pace. Voi avete il diritto di chiedere queste risposte. Lo Stato che oggi qui rappresento ha il dovere di dargliele per rendere ancora una volta giustizia alle vittime, ai loro familiari, ai superstiti, per riscattarsi delle proprie mancanze di 50 anni fa. Il disastro che qui si è consumato, come già è stato detto, deve diventare memoria, ma anche impegno per ciascun cittadino, per ciascun amministratore, per ciascun politico, per ciascun dirigente. Ricordare quanto è accaduto significa essere consapevoli che nessun interesse, nessuna convenienza, nessuna scorciatoia può concedersi di incidere sulla pelle viva di una popolazione. La storia del Vajont, che nel 2008 l'UNESCO ha considerato come il primo tra i più gravi disastri evitabili nella storia dell'umanità, non una tragica fatalità, e lo ha definito come un racconto ammonitore. Vibra e rinnova la sua attualità ogni volta che i fatti di cronaca ci portano testimonianze di incidenti e disastri ambientali causati talvolta anche colpevolmente, se non dolosamente, come ha detto il sindaco, dall'uomo. La tutela dell'ambiente in passato è stata considerata frequentemente come un costo aggiuntivo, un intralcio alla produzione e alla crescita, e dobbiamo cambiare prospettiva. La tutela del patrimonio ambientale del nostro Paese è un'opportunità di sviluppo che dobbiamo saper cogliere, una necessità ancora drammaticamente attuale. Rispettare il territorio significa rispettare l'uomo.
Negli ultimi 50 anni il nostro Paese ha visto frane, inondazioni che hanno provocato ben 7.128 vittime. Questi sono i dati e le stime della Protezione Civile. Bisogna passare ai fatti, attuare politiche di prevenzione, politiche di tutela del territorio attraverso piani, progetti di prevenzione del rischio idrogeologico in grado di tutelare un suolo fragile ma prezioso e di garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che vi abitano. Il nostro pensiero va ai tanti, troppi morti di questa strage. Oggi ho vissuto, e vi ringrazio, un momento di commozione nel cimitero che abbiamo visitato di Fortona. Vedere tutte quelle lapidi e vedere la Madonna a cui la violenza delle acque ha amputato le mani, che è stata ritrovata trasportata dal Piave a 100 km di distanza. Un simbolo che dà l'idea e ha l'immagine del dolore. Sono rimasto molto impressionato e spero che la comunità nazionale accolga quello che è un suo dovere, quello di considerare sì monumento nazionale quel cimitero, ma anche dare i contributi al sindaco per poter gestire come un merito, un monumento nazionale, quel cimitero. E il nostro pensiero va anche a tutti coloro che sono sopravvissuti e che, privati di tutti i loro beni, si sono impegnati nella ricostruzione di un paese spazzato via in pochi istanti. Ricordiamo, sì, ci sono state le leggi speciali per il Vajont che hanno permesso l'avvio di attività imprenditoriali, che hanno rafforzato il tessuto socio-economico e consentito il rientro di migliaia di migranti. Dove 50 anni fa tutto era fango e ghiaia, oggi c'è la più grande zona industriale della provincia di Belluno e il quarto polo fieristico del Veneto. Però anche oggi tutto ciò subisce le conseguenze della crisi economica e ha bisogno di attenzione e di aiuto. È enorme la mia ammirazione verso le popolazioni di questa valle, proprio per la forza e la determinazione che hanno dimostrato, per la pazienza e la perseveranza con le quali hanno saputo rinascere dal fango. In una notte gli abitanti di queste zone hanno avuto la più grave perdita. Un terzo dei morti aveva meno di 20 anni. Abbiamo appreso i dati di un terzo delle persone non riconosciute, un terzo di persone non ritrovate, scomparse. Delle 7 industrie esistenti solo la Faesite è rimasta in piedi. Eppure, dopo 15 anni, il 90% del paese è stato ricostruito, sono stati creati posti di lavoro e tanti, ma adesso bisogna far sì che non vengano messi in crisi. Questa comunità ha saputo agganciarsi allo sviluppo della pianura veneta e invertire l'endemica tendenza all'emigrazione, diventando il motore economico dello sviluppo della provincia. Ma non bisogna far cadere l'attenzione verso questo, sfruttando queste che sono le capacità di queste zone, di voi cittadini. Il Vajont è anche la storia di uno straordinario esempio di solidarietà e virtù civili, proprio considerato da molti alla base della nascita del sistema della protezione civile. Abbiamo visto qua tanti rappresentanti, tutte le categorie, tutte le persone, gli alpini, e la storia di tutti quelli che accorsero con tempestività, una tempestività eccezionale,
alpini, vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari da tutta Italia vennero qui a dare una mano. Questa è la grande forza del nostro Paese, la solidarietà che abbiamo visto anche accogliere appunto a Lampedusa e nell'occasione di altri sbarchi, cittadini di altri paesi che non hanno patria, non hanno famiglia, non hanno lavoro, a cui siamo pronti a dare solidarietà. Persone che con abnegazione, generosità e impegno hanno offerto la propria opera nel momento del dolore, nel momento dell'orrore. Persone che oggi portano ancora i segni di quell'esperienza. Mi ha molto colpito l'intervista che ho letto stamani sui giornali di Micaela Colletti, una vittima, una superstite che dice che non può, da quella notte non può più dormire serenamente, che ha bisogno di qualcuno che le faccia passare quel terrore che continua a vivere. E come ho detto ieri in un'aula del Senato particolarmente coinvolta e commossa, io sono qui oggi in questa terra ferita, con lesioni ancora psicologiche, per inchinarmi di fronte alle vittime e ai sopravvissuti. Sono qui ancora una volta per portare le scuse dello Stato. Sono qui per riparare, per sanare, per quanto possibile, quelle ferite, anche di ordine psicologico, umano, che da 50 anni subisce questo popolo, convinto che solo con verità e giustizia questo processo potrà trovare finalmente pieno compimento. Tutti noi siamo qui oggi con umiltà, con commozione, per dire con forza che non permetteremo che tutto ciò possa accadere di nuovo. Abbiamo imparato dai nostri errori e speriamo di farne certamente tesoro. E sono certo che anche i giovani qui presenti sapranno fare tesoro di questi insegnamenti. Grazie a tutti per il vostro impegno, per la vostra tenacia, ringrazio anche tutti i sindaci presenti, per la vostra solidarietà. Grazie, un grazie di cuore. Oggi viviamo questa giornata, penso il resto di questa giornata, in silenzio, perché mai come oggi c'è bisogno anche di silenzio. Ma accanto al silenzio, vedere questi bambini che hanno scritto e canteranno per noi una canzone che è una sorta di inno alla speranza, inno al futuro, perché lì noi dobbiamo guardare e abbiamo il dovere di rapportarci. Io ringrazio il coro arcobaleno, ringrazio i nostri bambini di Limana, di Longarone, questo ultimo momento di emozioni, e poi ci dirigeremo nella chiesa parrocchiale in centro a Longarone per la messa di dedicazione della nostra chiesa, cui seguirà poi la deposizione di una corona nel Museo delle Pietre Vive. Io vi ringrazio di cuore di questa straordinaria presenza, abbiamo vissuto momenti importanti e ci vediamo anche nel pomeriggio al cimitero di Fortonia. Grazie e buona giornata a tutti.
lo condanni a essere all'inferno perché vede la madre soffrire per colpa sua e questo è insopportabile. Da quel giorno la mamma ha cambiato le sue lettere, mi ha ringraziato. Ha cominciato a pensare che il suo bambino non era morto, non era stato tolto, ma aveva solo cambiato, non era più davanti ai suoi occhi, ma era molto più in profondità nel suo cuore. Ebbene, anche nei confronti del disastro del Vajont e dei nostri morti, perché è una questione di umanità prima di tutto. Poi possiamo discutere di tutto quello che volete, ma il grande tesoro è quella umanità che noi vogliamo credere. E la Chiesa, ripeto, esprime questo senso, la costruzione di questa Chiesa, che noi vogliamo credere una umanità viva. Allora noi la guardiamo. Allora quest'oggi dovrebbe essere un giorno di silenzio, ma anche di grande pace, anche di grande serenità. Abbiamo qualche cosa di grande, non tanto alle spalle, ma ce l'abbiamo sopra la testa. E noi desideriamo che quel qualche cosa ci sia anche nel cuore. E concludo citando ancora la parola di Dio. Siete pietre vive, siete tempio dello Spirito, lo Spirito abita in noi. E Gesù nel Vangelo: scendi subito. E oggi voglio fermarmi a casa tua. La casa del cielo ci ricordi la casa della terra, sapendo che abbiamo un mondo meraviglioso sopra la testa, sono i nostri cari.